Euroregione News. Villa Otellio Savorgnan, Rivignano Teor e la gioia di festeggiare. Anche grazie al progetto del FAI si procede celermente nella ristrutturazione della dimora che fu dai Savorgnan ad Aris. Al momento ci sono delle aree della residenza di Aris già pronte ad ospitare eventi e dopo diversi spettacoli nel dopo Covid, il 31 luglio 2020 hanno realizzato la seconda edizione della Cena a Corte. Una manifestazione simpaticissima con gli organizzatori che hanno messo a disposizione tavoli e sedie per mangiare, ma gli avventori dovevano presentarsi con i loro piatti, non di plastica, i bicchieri o meglio calici, le tovaglie e le composizioni floreali per allestire il vettovagliamento e imbandire con classe il parco della villa prima di mangiare quanto si erano portati da casa. Hanno iniziato con l'arrivo del personale con abiti del Cinquecento e danzatrici festose, prima dell'entrata dei due famosi residenti, Lucina e Luigi Savorgnan, a bordo di una carrozza trainata da due cavalli bianchi. Tanti hanno collaborato per la realizzazione della cena a corte, ognuno con le sue competenze, anche la pro-assessore alla cultura di Rivignano Teor, Angela Piantoni, che con la sua bravura di amanuense ha scritto biglietti ricordo a richiesta con dediche e nomi. Massimo Tonizzo, assessore al turismo, ambiente, lavori pubblici e protezione civile, ha fatto da bravo presentatore di tutta la manifestazione, dopo aver coordinato tutti i gruppi e le associazioni che si sono vestiti e hanno interpretato i personaggi medievali con sfilate e danze. Poi c'è stata la grande sorpresa della serata con la testimonial di Villa Otellio Savorgnan, Catine la cabarista, come si definisce lei, da cabarettista e barista. La serata si è conclusa con uno spettacolo di giocolieri mangiafuoco. I prossimi appuntamenti in Villa ad Aris saranno venerdì prossimo 7 agosto con uno spettacolo di musiche, poesia, tramonti e qualche sorpresa per gli esperimenti estivi per il riuso di Villa Otellio Savorgnan. Giovedì 20 agosto dalle 19 altro spettacolo con Shakespeare in musica organizzato dal Piccolo Opera Festival e sabato 29 agosto il quartetto Sincronie. Da Aris di Rivignano Teor per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione News.